Sì, a Trieste si gioca da 42 secondi, ovviamente ancora 0-0, completamente rossa la divisa della Triestina, completamente nera la divisa del Varese, il cielo qui è nuvoloso, il clima è tiepido, il terreno di gioco del Nereo Rocco è in buone condizioni. Le formazioni: la Triestina gioca con Colombo tra i pali, D'Ambrosio, Cottafava, Malagò e Longhi in difesa, Antonelli, Dettori, Filcor e Miramontes a centrocampo, le punte sono Marchi e Della Rocca, risponde il Varese con il portiere Zappino, i difensori Pisano, Camisa, Dos Santos e Pugliesi, i centrocampisti Concas, Corti, Osugi e Zecchin, le punte sono Carrozza e Alemao. Dirige la partita il signor Velotto di Grosseto, i suoi collaboratori sono Marrazzo di Tivoli e Italiani dell'Aquila. La linea allo studio. A Nereo Rocco 12 minuti e 30 secondi, siamo ancora sullo 0-0, ma è stato scoppiettante questo inizio di ripresa, 3 opportunità da rete, 2 per la Triestina e 1 per il Varese. Quelle della Triestina sono 2 azioni in fotocopia, al secondo al nono, cross dalla destra di Antonelli, girata di testa di Della Rocca con palla terminato a lato. Poi al 12esimo Armenis ha servito un pallone d'oro a De Luca, il clone di Giovinco, ha toccato debolmente tra le braccia del portiere da meno di 5 metri. Adesso c'è un calcio di punizione a favore del Varese, partita totalmente diversa rispetto al primo tempo che era stato equilibrato, adesso ci sono rapidi rovesciamenti di fronte. Seguiamo questo calcio di punizione a favore del Varese, sul pallone c'è Alemao, siamo a circa 20 metri dalla porta della Triestina, l'arbitro ancora controlla che tutto sia regolare, le cose vanno per le lunghe, allora diciamo che siamo al 13° minuto della ripresa, 0-0 tra Triestina e Varese. Andiamo a Pescara. Ha colpito male il pallone ed ha spedito incredibilmente alto. In vantaggio la Triestina con Miramontes, cross dalla destra, piatto sinistro del giocatore dell'Alabardato e palla in rete. Cambia risultato Nereo Rocco al 20° della ripresa. Triestina 1, Varese 0. Raffa. Siamo tutti al 22esimo, dunque 2 minuti fa ha sbloccato il risultato la Triestina, quarto assist dalla destra per Antonelli, praticamente inarrestabile sulla fascia destra, palla che ha superato tutto lo specchio della porta, all'altezza del secondo palo è entrato al volo di sinistro Miramontes e ha messo il pallone in rete. Doppia sostituzione adesso in campo, nella Triestina è uscito lo stesso, è uscito Della Rocca ed è entrato Taddei, nel Varese fuori Pugliese e dentro Tripoli, la partita si sta un po' incattivendo. Il Varese che ovviamente non ci sta a perdere. Siamo al 22esimo minuto e 30° secondo. Triestina 1, Varese 0. Pescara. Pericoloso in contropiede nel Grosseto, c'è un altro attaccante del Varese, De Luca ha messo il pallone da meno di 5 metri in rete, quindi cambia il risultato a Nereo Rocco al 42esimo. Triestina 1, Varese 1. A voi la linea. Novara 0, linea Trieste. A Trieste siamo, attenzione! La Triestina per poco non va in vantaggio, siamo a 47 minuti e 30 secondi, si giocherà ancora per 30 secondi per i 3 minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Fasi finali palpitanti di una partita che ha avuto 2 volti, primo tempo deludente, secondo tempo ricco di episodi. Adesso il pallone è terminato tra le braccia del portiere del Varese Zappino, che fa ribalzare il pallone a terra un paio di volte. Sta per scoccare il 48esimo, attendiamo, mancano 5 secondi e poi con molta calma il portiere del Varese trascina il pallone fuori dall'area di rigore. Vediamo che l'arbitro dà un'occhiata al proprio cronometro, intanto mette in gioco il portiere e quindi triplice fischio finale. Allora Nereo Rocco, Triestina 1, Varese 1. Pescara.